Allora, che il rame sia un materiale che ha delle forti componenti, capacità antibatteriche, ormai è riconosciuto da più fonti, è stato usato fino dall'antichità per vari usi ed è dimostrato anche nelle recenti analisi e studi sulla capacità di antibatterica. Che questa sia specifico anche per la capacità del Covid-19, c'è solo come posso dire, una relazione di un istituto americano che però deve essere confermato dall'Istituto Superiore americano stesso. Però dice che il rame, dagli studi che hanno fatto loro, sulle superfici del rame il virus del Covid muore dopo 4 ore, differentemente da altre superfici in cui vive molto più tempo. Specificatamente per il Covid-19. Per tutti quanti gli altri batteri questo qua è già stata assodata e tranquillo. C'è un istituto che prima era un istituto italiano del rame, che adesso è diventato Istituto Europeo del Rame, che ha tutta una serie di, collegandoci, si può verificare tutti quanti che ci esistono veramente queste analisi che determinano l'effettiva capacità del rame a fare questo. Perché il rame deve essere lasciato integro, non deve avere coperture di vernici, non deve essere trattato con oli, non deve essere trattato con cere, deve rimanere la sua integrità nel tatto non creato delle superfici che possano ostruire la sua capacità antibatterica. Allora io se devo pensare a dove potrei usare più il rame è nei momenti in cui ho più contatto con le mani, quindi penserei alla rubinetteria, penserei alle maniglie delle porte, penserei alla superficie di toppa dei tavoli, penserei a tutte quelle attrezzature, a tutti quegli oggetti che sono molto più a contatto con le mani, con le persone che toccano, e sicuramente lì sarebbe sicuramente più tranquillo e più sicuro il rame. Allora, l'idea che noi abbiamo sviluppato in questo frangente, in questo periodo storico così particolare, è quella di utilizzare il rame in una delle sue facoltà, che è quella di essere antibatterico. Naturalmente lasciandolo senza vernice, senza oli, senza cere, e darlo al cliente così com'è, naturale, o solo con l'aggiunta delle ossidazioni che, come ho spiegato prima, non danno preclusione di essere antibatterico. Anzi, usiamo le ossidazioni del rame per creargli quegli effetti estetici diversi che potrebbero essere ancora apprezzati dal cliente dal punto di vista estetico, e oltre a un oggetto bello di design si portano a casa anche un oggetto che sia utile per diminuire il propagarsi del virus. La manualità, l'intervento manuale e la possibilità di ogni prodotto di essere diverso dal fratello gemello, ma anche di potersi modificare col tempo, non è per noi mai stato un difetto, ma anzi è caratteristica fondamentale del nostro prodotto. Ovviamente cerchiamo nella nostra linea produttiva di stabilire un range all'interno del quale il prodotto può muoversi, sia come modificazione di finitura, ma anche come modifica, della tonalità nel tempo, perché quello che dobbiamo evitare su prodotti seriali è che la variazione cromatica sia esasperata. Con trattamenti protettivi noi riusciamo a limitarla. La nuova sfida è adesso, per quanto riguarda questo rame senza, protezione, riuscire a garantire al cliente un prodotto che sì vari nel tempo, ma vari all'interno di un range che può essere considerato accettabile. Quindi stiamo facendo tutta una ricerca anche per capire quali informazioni e quali istruzioni dare al fruitore per riuscire a mantenerlo nel migliore dei modi. E poi da tutti questi momenti di, crisi, che può nascere sempre una nuova opportunità. Per noi in questo caso non abbiamo fatto ritorno sulle parole del titolare che ribadiva che non abbiamo inventato nulla di nuovo. Sì, sicuramente non abbiamo inventato nulla, perché il rame è un materiale che c'è fin dall'antichità e ci sono altre aziende come noi che lo lavorano. In questo momento, mentre solitamente ci si focalizza su altre peculiarità della materia, quali possono essere la duttilità, il colore, caratteristiche estetiche, in questo momento abbiamo guardato il materiale da un punto di vista diverso.